Benius una puntata nuova de Saianna de su Tempus, un viaggio intruso de sprendas de archeologia sarda. In sa puntata de oggi è una questione de s'iscritura in Sardegna. Quando i sardus hanno cominciato a scrivere? S'archeologia si narra che il primo fueddus iscritus funti cussus de dadi Fenizia. Oggi, sabiri, due funti comunque ainas, scrovettas, des archeologus, chi funti de dadi nuracesa, onde due punti già e uno scanto de grafemas de alfabeto. Sicuramente i antichi si punta relataus con altri popoli come i Miceneus che già in su 1400 a.C. scriiant. Però a de questo tempo si scrittura da gattaus sempre de prus in età di punica, romana e medioevali. Proprio de scrittura in età di medioevali è su occasionale in questo servizio fatto in Sagresia de Santo Stefane in Oschiri. È su intervistato Giogli Pala, chiesti uno dei esperti de questa gresia. Pochissime di scrittura si subenius oggi in sabida de Oschiri. Conosco Giorgio Pala, che è suggestore del Museo Archeologico de Oschiri, grande conoscitore di questo luogo e della storia sua. Dunque, Giorgio, devo bene di noi a pubblico una scritta, misteriosa, una scritta che è stata fatta sicuramente su 1492, teneso sa data in litteras latinas, ma a più che due punti parri differenti a pizzus di questa scritta. Prima di tutto, contasi sa storia di questa gresia e masinau prima che in oggi è stato scoperto un documento importante in meda a intrusu de Sartari. Contasi come è accaduto tutto questo? Ma si scritta che beste fuori in Saavedra lo fai da 1492, quindi sanno che si stava fatta la Grecia nel 1492. Però non dimenticare, pensiamo che si scoperta in America e alla cacciata degli ebrei, dei zoologos spagnoli, che lo scaffano sono ebrei, e sul 1492. Quasi nos ammentiamo il Venesa data della Grecia. E poi si va da un certo allodo che ha costruito la Grecia, allodo ma fatto un'arada, allodo ma fatto. E poi si va da una data in 1492, questa un'arada 1492, questa è su non era la Grecia. Poi il tebada che nos interessa di questa cosa, restauro, quando mi facendo il restauro, in altari diano una malta così malta proprio, di cemento, vi diano così malta. E non si siano a comprendere di questa malta di cemento. Scalpello e martello nella battuta a terra questa cosa. E hanno acciappato una pedra che carrazaiera
che razzaia questo elemento, questa pergamena di consacrazione di Saghegia. E noi non fai da su 1500 se battono, 1512, non battono, 1512. Come mai sono trascorso tutti questi anni prima della consacrazione? Si Saghegia è stata consacrata nel 1892, come mai l'hanno fatta in su 2, su 1992? Perché sono passati tutti questi anni, e è successo? Noi sì, non li schimos ovviamente, noi dobbiamo provare a immaginare perché, forse che questo altare rupestre che vidi Idu come un altare pagano, Saghegia come istituzione non queria a che varie schegge sinoghe che abbia visto altare pagano, non lo potremmo mai scrivere questo. Una cosa si deve pensare, però, che poteva essere una cosa così. Appu comprendo. Est uno dei spagu documentus epigraficus de sa Sardigna mesuevali chi ancora non è stato tradotto bene. Io appu leggi uno scanto de parerisi, de interpretazioni, si questiona lavoro de un vescovo che è stato in noi del 1490 su 1493. Sicuramente siamo in un luogo sincretistico. Poi la sacralità di Santo Stefani è chiara, cioè andato da un neolitico, un domo de Gianasa, fino al Mesuevo con il suo culto di Santo Stefani. Ma secondo lui, questa Grecia, è vero, si è stata consacrare nel 1500 rotti, ma dove prima di questa struttura un'altra Grecia, magari più antica, teneva su documentus o datus o appizus di questa cosa? No, Grecia no, non creo Grecia. Forse che hai calcata la cosa, gente non ha fena che hai un butto a corso, un pozzo, però non l'abbiamo mai scoperto noi. E ora pure il caso tante volte su questo butto che vi dà culza Saghegia, non l'abbiamo mai acciappato. Però se noi abbiamo fuori da Saghegia, in giro le curre, un muro, fatto a ferro e caldo, pare di subutto di Santa Cristina, pare. E proprio fatto caso questo muro, li gira a Saghegia proprio. De Sabside. De Sabside, proprio. Ed è perfetto. E può essere che caiate in antichità uno butto. Questo può essere. A te una Grecia non creo. La Grecia l'hanno fatta di fronte a questo altare de pedra, ma forse caiato un butto prima. Tornaso però a si scritta che doiesti in Forosa. Calincuno annau che est uno dei documentus epigraficus plus antigus de sa lingua sarda logudoresa. Io non credo sia da casa antico questo scritto che sti nove, perlomeno che io sappia non è casa antico, non è così, può essere importante su questo scritto, ma non antico in questa maniera. Certo, due fonti documentus plus antigus, il logudoreso, questo è vero, però attenni nella scrittura in sardo, in sardo antico, questa è una cosa importante, poi non fonti meras. Sicuramente. A Publio Burughi, due fonti, due scaras, due sculturas de caras de hominis o forsis de feminas. Una è in sa entrata principale e l'altra invece è proprio in pizzus de si scritta. Dove è alcuna teoria interpretazioni a pizzus de questa caras umanas? Ma non anche se è un po' troppaica, no? Che servono a casteggiare su male. Noi vediamo in chiesa, sapeva manna, tipo sai saccar, sai trauso, demonios, facciasi strana, proprio serviamo per casteggiare su male. E questa faccitas in questa chiesa la sponiamo proprio per questo motivo, per allontanare gli spiriti cattivi. Non dico che questo è per questo motivo, ma sa scala, in sa chiesa la sponiamo proprio per questo motivo. Sì, e avuti naraso
misteriosas, poita non sceso che si ritratto di qualcuno personaggio, qualcuno santo, divinità, insomma, per esonai che si scrittura pure esteti a narrare oggetto di interpretazioni differenti, di un apuligi un scanto, chi comunque asionanta a vortas una certezza, a trasbortas invece va ridotto come una pregunta che deve andare in antisi. È ipotizzabile che mancai boghendi s'affardassamento della Grecia dosianta a trasiscrittas? Può darsi, è lo vero, non lo vieta di pensare. Ma si inauguro che in oggi, in Sabsidi, i antichi si regolanta una cosa. Noi siamo ciappato a pergamena di consacrazione. E in pruso dove vianta pure pinturas. Ad esempio, le abside sono anziane, sono mentana figure, su un colore anche celeste, quindi viene su colore, si vede azzurro, celeste, questo. E fin proprio ad esempio le abside in Santi Stefano. Però io la nota sempre così, dai anni e anni, e sta bianco, io la nota sempre così. Poi sono anziani si ammentano questa cosa. Dunque, poserai Santo Stefani teneri ancora mera de si contai. E si scrovettas narausu savettant depinti ancora e si fattas. Dunque, Giorgio, nosu ti dorrausu grazias po questa spiegazioni, po s'ospitalità che si donau e sperausu di si torrare a birichizzi. Ciao, grazie a voi. Pobiri tassomini de Sant'Igorio de Sardigna all'assau descritto, si sono andati in una bidda, allai a un di doiesti un museo pitticheddu, ma comunque a chi teneri a Inasa chi spettano a scrittura in Sardegna. Una est dedati a Romana e est un'epigrafi funeraria, s'altra dedati medioevali e si questionara de un giudice, su giudice Barisoni, chi ha deciso di tornare a fare un uvonti che doiesti ancora oggi, ma che si stetti un fraigau in edadi a Romana. Sa scrittura in Sardegna si contara de sa vita, ma pure de sa morti, dei uomini e des femminas che antibiviu in sulla nostra. A mano manca per esubire una scultura, una statua dedata a Romana che rappresenta una domicedda con sagrovettura doppio spiovente e ha intrusu due litteras in sa parte arta di M che funtivo dis manibus a is divinidadis manibus che vianta is divinidadis de soltretomba e a intrusu sa storia de sa personi che esti morta. Questa scrittura è stata fatta de Samulleri de Gocaras che abiviu in susardo de alla in edadi a Romana e si contara pure sedadi a un sti morto Gocaras 35 anni che pura puso manco sedadi in mesana de vita de dogna omini o femmina de sedadi a Romana in Sardegna e stanai 2000 anni a oggi. Dunque come ti esubiu sa scrittura può riresi religiosa, pregatoria, si può ricontare un conto, oppure può richiestionare de cose che spettano a lei, oppure in questo dopo tutto su che spetterà sa morti in sedai antica.
uno dei testimoni epigrafici più importanti de su sardo antico è proprio questa epigrafe. Questa epigrafe è stata agattata in su ponti de Allai. È un'epigrafe in parte in latino, in parte in sardo, che menziona due persone importanti, se possume su sardo. Uno è su Giugi Barisoni e l'altro invece è l'architetto Giovanni Capula. Dunque, la cosa importante è che non scetti sul fatto che agattausu già litterasa e fueddusu de sa lingua sarda antica, ma pure sa data. In questa epigrafe è menzionata questa data su 9 de maio del 1157. E che succede? E succede che sicuramente una parte del suo ponti vi era sderruta e dunque su Giugi Barisoni decidere di donare su traballo a l'architetto Giovanni Capula de torrai a fare due breccas a narrare in epigrafe, stanno due arcus de su ponti che sicuramente in tempus si vianta sderrutos. Dunque decidi di torrai a collegare due parti del sarri umano che in questo periodo sicuramente pure ponai un termine importanti a intro de due sartus o due parti de Sardegna, una questa romanizzata e l'altra invece che ora senna de sa bravagia. Su periodo che si lasciò più arrastus a pizzus de si scrittura in sa Sardegna antica è stato, come in tutta Europa, proprio questo a romano. Sa romanizzatura de sa Sardegna biri mille e mille perdasa con fuetus, frases che spettano sa amministratura de questa provincia, ma pure tutta sa parte che spettara sa morti. Esu decido di intervistare uno studioso di epigrafia latina, Claudio Farre de Vizi, che sa contao cali punti is epigrafi più importanti e più particolari a intrusu de sa Sardegna a romana, specialmente questa de sa parte più interna de Sisula. Sighe questa intervista. Claudio Farre, epigrafista de Vizi, dunque è benio de sa bravagia. Asighistionai de un argomento che non è narausu de setati aici antica, come ti sa storia, sa civiltà di Nuragesa, ma desighistionai desi scritturas de dati a romana. Dunque, Claudio, noi volevo uscire quando i sardus cominciano a scrivere in latino. E cali punti tutti i testimoni che teneus de gussedadi in Sardegna? Bene, l'epigrafia latina in Sardegna iniziata con la conquista della Sardegna da parte dei romanos, quindi in età repubblicana. Però, su pur delle iscrizioni che conosciamo, in tutto sono nessi 1500, sono d'età imperiale. Quindi primo 3 secoli d.C. I sardos iniziano a scrivere in latino già a fine dell'età repubblicana, però non lo conoscono bene e mezz'orano questa conoscenza in secoli successivi. Dunque, questa è una cosa interessante, poiché noi pensiamo sempre che punti a romano, su chi benninti, conquistanta e scrinti pure poi sardos. Dopo su cominciare forse si già aveva un ragionamento che biri sardos comunque sa protagonista di questa storia in soro, pure con si scrittura. Dunque, cali arrastus de neusu de si scrittura. Deo, moi, se pensando, su primo pensamento che mi viene è punti iscrizioni funerarie, ma ci punti a trasameras, cali punti? Certo. L'epigrafia funeraria è più numerosa, ma questa è una cosa di tutto il mondo romano. Però abbiamo pure iscrizioni sacras, quindi dedicas a divinitates,
iscrizioni di carattere monumentale, ad esempio sor miliario, sor cipor de confine in Arana, oppure iscrizioni di valore giuridico, quindi ad esempio la tavola di sterzili, famosissima, oppure sor diploma militare che ne è andato a sor militare congedato. Si questiona dunque de sa tavola de sterzili. Un'iscritura che si questiona di due popolus, no? Funti i galilenses e i patulcenses. Ma chi ne funti di arere su questo due popolus e poi tenenti naraus sa necessità di iscrivere questa battaglia naraus giuridica. Quindi la tavola de sterzili è una copia di una sentenza giudiziaria che riguarda una contesa di terreno tra queste due popolazioni. È un documento databile sul 68 d.C. e testimoniata, è stata considerata in passato come la testimonianza dell'eterna guerra tra pastores e agricoltores, tra romanizzatos e popolazioni interne che invece sono contrarie a questo tipo di cultura. In realtà a Pompiane venne questo documento non testimonia chi su sardu conoscete bene, comunque su latino, su diritto, che sono galilenses, cioè la popolazione che tradizionalmente è considerata accusa dei suoi pastori e che è accusata di aver occupato in modo illegale sul terreno dell'altra popolazione dei suoi patulcenses, prova a giustificare e a dimostrare che è innocente, provando a accattare prove, quindi mandano delegatos a Roma per recuperare documenti, quindi si schini muovere intro sul diritto romano già in sua prima età imperiale. Questione di questa tavola di sterzili deo boro con immaginazioni, no? Pensando ai sardus dell'epoca che sicuramente andano a Roma con un apogau, ma ricorda a me era pure un altro fatto importante che sa proscauro de Cicerone, onde po certo aspetto è similari, in cui si dovuti sempre i sardus che scinti come ti si muove giuridicamente. Questo documento riprende sentenze e quindi storia di gestione del suo territorio che sono vestar della città repubblicana. Quindi namo che pur si este del 68 d.C. Nordata mette informazioni pure sopra adesso a base precedente. A parlare su questione di territorio. Poi leggendo uno scanto del libro del suo passato si pensa che i governatori della Sardegna comandano tutte le popolazioni, i sardus non si scirivoita sparessenti e hanno la verità di non essere 10. Poi non essere 10, poi tu mi vuoi contai sicuramente di tutte queste sperdas dei tremini che sono state agattate in uno scanto del logos della Sardegna che si questionano delle popolazioni che controllano su Sartu o comunque logos della Sardegna, sempre però come tinai, a tutta questa giurisdizione del governo centrale. Quali punti questa sperdas e quali punti secondo su varredu i più importanti? Conosciamo una decina di iscrizioni di questo tipo che in latino sono chiamate cipus terminale, che sono appunto pretas che vengono postas per marcare sul territorio. Di solito appunto sono iscritte e poi postas in determinato locus. In certi casi
abbiamo iscrizioni latina realizzata sopra de supporto diverso. Ad esempio, una delle più interessanti è l'iscrizione de Sosilienses, che è stata accattata in s'architrave di un Urach, in territorio de Portogalli. Questa iscrizione è stata studiata da epigrafisti autorevoli, soprattutto Attilio Mastino, ma pure Lidio Gasperini, e non narrata che questo territorio che va in palla di questo Urach è su controllo dei Sosilienses. Non narrata poi un'altra cosa molto importante, che questa è la prima attestazione più antica della parola nuraghe, o meglio, è scritto Nurach, che è stato appunto identificato, e penso che non va a dubbio, sopra del suo monumento più importante della base protostorica. E dunque abbiamo un vueto che si realizza paleosardo, che entra in sa lingua latina. Giusto? Certo, l'iscrizione non è meta semplice da interpretare, che è bata parole abbreviate e bata parole che non conosciamo. Casi legate Iliensium Iura, abbreviato, in Nurach Sessar. Noi schiamo se questo Sessar è su numene de su Nuraghe oppure su numene di una zona, e quindi la traduzione è diritto de Sosilienses de su Nuraghe Sessar o de sur Nuragher de su Sessar. Questo non li schiamo. Però non narrata che l'autorità romana idete ischiti che questa zona è di proprietà o sotto il controllo di questa popolazione. Su che succede in tutta Europa romanizzata, a onde due punti il romano è vero, però dall'altra parte due punti comunque popolazioni locali con scapus no, de sa popolazione, nomini su punti locali. Ed è una che Sardegna non è differente dei altri luoghi onde due stati, insomma, sa cultura romana. A Barrauso però sempre che sono di questa sperda de Tremini. Quali punti satras? Non so se sono desilienses, ma sceo pure grazie a iscritti su dati romana candido punti atras des popolazioni de sa Sardegna romanizzata. Quindi i Sosilienses sono la popolazione più famosa della Sardegna. La seconda, si poniamo in mente su chi narraiana Sarfontes, sono autori antichi, è quella di Sor Balari. L'iscrizione dei Balli è stata accattata in Tramonti e Berchidda e è stata iscritta in una rocca che si chiama Isurivus Corraboes. Sul testo Namusu è leggermente differente, che un'ala è scritto sul numero della popolazione, a sateralla queste indicazione che il governatore della Sardegna ha posto questo limite al suo territorio, ma il significato è su matessi. Ah, può comprendere, no, devo, ma parrai ora sa che non è di questo ragionamento. Dunque, sa, chi una persona vuole approfondire tutto questo argomento, dove è una maniera, no, tecnologica de biri tutte queste cose che si contano. Narasi, ma onde de pintandai in Sarrezza, le persone che vogliono interessare. In internet è disponibile un paio di database informatici e epigrafici che ci permettono di conoscere una per una le iscrizioni di tutto il mondo romano. Per la Sardegna possiamo contare pure sopra di EDR, che è un programma, un database più recente che riguarda tutta l'Italia, però ovviamente pure la Sardegna. Abbiamo su 1500 più o meno schedas epigraficas, una produzione iscrizione, e in questa scheda abbiamo tutto il dato relativo a dove si è stata scoperta, a su tipo di iscrizione, sul testo, la bibliografia disponibile e pure la documentazione grafica e fotografica. Bel numero. Iniziando, Claudio, noi ti torrà su grazias e come te narranta i romanos ad maiora. Ciao, grazie.
Quando sa Sardigna biri sa nascidura del Regno de Sardigna in su 1720, medas repertus a inas archeologicas benint bettius in sa capitale de custa regnu chi viera Torino. Ancora oggi in museus arrialisi de questa città di due punti medas repertus de sa Sardigna antica che bandant de sedadi nuragesa finzas già a sedadi a romana. Ma uno repertu est importante meda a vos epigrafia post scrittura in Sardigna. Se us andaus duncas a Torino po biri sa lastra de Cleon, che stette a scrovetta in su 1800 in sa vita de Santo Nicolò Gerrei. Seus intrus de su Museo des Antichidadis e con nosu anti portau a foras uno des repertus plus importantis de sa storia de sa Sardigna. Questo repertu è stato scrovetto in su friaggio de su 1861 de su notaio Miali Cappai. Questo repertu questiona de una persona, Cleon. Cleon viera uno scrau liberau di origine areaga che viera arribau in Casteddu o traballai in Salinas. Sa scritta esti in tres linguas, su latino, saregu e su punicu. Probabilmente questo Cleon, che si vera ammaladiau in Salinas de Casteddu, bandera vinzas a Santo Nicolò Gerrei, po Sisanai, vari una pregadoria a Eschmun in punicu, Esclepios in aregu e Esculapius in latino. Sa cosa prude in portu è che compare in un nomini, Merre. Chi est Merre? Sicuramente questo nomini est un nomini in paleo sardo, e sta essa lingua che gli si questionare in Sardegna a prima del s'arribu del su punicu, che è semitico, e del su latino. Cleon fare una cosa, scriri in sa lingua latina che in su secondo secolo anantisi de Cristo e sa lingua pruspagu connota in Sardegna, scriri che est uno scrau a liberau che era traballau in Salinas. In sa parti arega, che sti sa lingua che issu questionata, non du scriri ni manco in sa lingua punica, che sti sa lingua e sa scrittura che nosu agattausu in tottu sa Sardigna in questo periodo. Ma su nomini Merre è stavarrau il suo toponimo Macomerre, Macom, bolinae mercau, e Merre, mercau, si chiede Merre. Insandoso, questa lastra, po Antonio Taramelli, che è stato un archeologo plus d'importo della Sardegna del 1900, è stato sicuramente sa scrovetta plus importanti de dotto sa Sardegna. E sta arribau in oggi in Piemonte grazie a Giovanni Spano, il suo canonico Giovanni Spano, che diara sicuramente comporau de su notaio Miali Cappai, e in oggi sta arribau. Sa scrittura è un'au che non esti scetti in una lingua, esti in tres linguas e non esti proprio traducitura letteraria. Agattauso prosommancu su sentido de questa frase che comunque si contara di una storia della Sardegna a un decumenzendi sa romanizzatura, ma comunque teneusu ancora sa parti culturali punica che è forti. Podottu narasu seculus ananticristu e esprimus ago de Cristu, agattaus una cultura che esti sincretistica, c'esti sa parti ancora tardo nuragesa, c'esti gusta latina che comenzendi, ma è ancora forti cussa semitica. Cartagine teniri ancora un importo umano in Sardegna, du comprendeusu con gli edifici, con sa lingua e con sa religione puro. Uno dei testimoni più importanti della scrittura in Sardegna in sedati medioevali, a goa della carta del logo, funti scundagisi, documentus fattus a intro dei monasteri che si questionano da donazioni e altre questioni, che funti importanti in mera, si fa comprendere come ti era la Sardegna medioevale.
Poi questo oggi ho deciso di si vedere su filmao 3D de Sagresia, su monasterio de Santo Nicola de Trullas in su capo e susu de sa Sardegna. Dubieso dunque sempre de maniera tecnologica e uso comprendi de fruso a commenti podi aressi questo già su questo edificio 1000 anni a oggi. Sagresia de Santo Nicola de Trullas est in sa campagna de Semestene, in su pranu arto de Campeda. Su territorio in est, salioso e pastinadu, attorradu documentos archeológicos de sa presenza umana già da edade preistorica. A furiu de su 1103, a pustis che leian fraigata sa famiglia poderosa de Sosaten, leian donada i sosettuto a son mongios camaldolesos, po fortiare sa bardia de su luogu con unos cantos muristenes benedettinos. In su medioevo, Sagresia dependia de manera diretta dai sa diocesi de Sorres e sa novas sua amministrazione sua arriban dai su condare de Santo Nicola de Trullas, che spago pruson mancu intre so de 2 e 3 seculos. Custatteru non è che un registro in cui si regolian sos ammentos e sos attos giuridicos che pertoccaian su patrimonio de Sagresia o de uno muristene. Su manoscritto, un scusorgio de informos po sos studiosos, ha fatto conoscere sos piessigno de gusta sociedade e s'economia sua in custos tempos. Dai gustos informos si conoscede, o narrede, sa mannaria de sos logos in cui staianta, chi dai supranu arto de Campeda che l'ompienta finza sai gusto de sedilo. Sagresia de Santo Nicola de Trullas est uno de sos fragos prus de primore de dotto su mundu romanicu sardu. A sa puresa de sa formas architettonicas s'annaghe su giudu de sos affriscos de sos primo degennio de su de 3 seculos chi londrant in intro. In fora su dretto de s'abside tened una cornisa a coa dell'istedu doppio, una filera de architos e un elemento parzidore mesanu, una lesena chi lo varzid in duos. In ambas parte besi da campo galana una ventana strinta e longa, cussa che linarant monofora. Sa carada principale, che è esposta a ovest, è sparzita in 2 partes da una cornisa orizzontale. In sa parte bassa agattamus un'intradedda che tiene un arco a sesto arziadu, mentre in sa parte arta una filiera di architus supra colonneddas che ne vagant una loggia varsa. Posto supra cada colonnedda agattamus un capitello minoreddu che linarant in toscano peduccio, ondrato con intacca sa forma de flore o astrattas. Sagresia in intro tene pezzi una navata coperta dai 2 bovedas a grughera parzidas da uno arco. Faghende a Consos, in su 1997, ammoidu sul rebussu buschende a frisco de su matessi tempus, o cantedda pustis de sa donazione de Sagresia sos camaldolesos. Oru de su gadinu de s'arco de s'abside, supra su bigiu de 2 bovedas a grughera e supra sos arcos, postos in sa spina de muru de costados, aparran sa rappresentazione de uno de sos temas iconograficos classicos de sa tradizione cristiana, sa trasmissione de su messaggio evangelico de Cristos e de sos apostulos. A inghizzos, sondradura in cavarria finas a su bigiu de su muru in intro de Sagresia. Posto in costados, cara a sud de Sagresia, vi via d'un muristene sempre de ghetto romanicu fatto con pedra e argamassa, che indavarrantò in die pezzi sos fundales. Su muristene, fia mannu 630 metros quadrados, tenia d'un inclaustru,
ue in mesu biviat unu puzzu chi si biecca lucomo. A furiu de s'inclaustru viviant aposentos e logos in ue isteian sommongios benedettinos, intre de gustos unu magasinu, una coghina, unu refettoriu e unu crocadorgiu in duos pianus. Vivian fina su un campanile artu una deghena de metros. Su chi ant agattado in sagresia de Santo Nicola de Trullas e in soschiro de Muristere, han bogado a campu parizzo il resto de sas fainas fitianas de sommongios che discheddos o fiascos invidriados, terralas ismartadas spagnolas, congeddos, grassoneras e lantias. Sagresia de Santo Nicola, appustis fatto mostrare su poderio de sa famiglia Ten, fie di stato un amparo malassortrado de uno scanto de issos, che non agradaiant a su giughe con Ario de Torres, chi lo sei da bisestrados in cui sagresia tutto, o eviant accorrados poss'ultima resistenzia.